Sabato mattina al Marco Polo il ritorno in Italia dalla Germania di Filippo Turetta con un aereo militare. Di qui sarà portato in carcere a Venezia. L'ultimo saluto a Giulia invece nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Nel frattempo emerge l'ipotesi di un sopralluogo del 21enne a Fossò nel luogo della seconda mortale aggressione a Giulia. La Fiat Punto fu rilevata poco dopo le 17 di sabato 11 novembre. La telefonata al 112 del super testimone la sera dell'assassinio di Giulia verrà acquisita dalla Procura di Venezia. Obiettivo capire il perché la pattuglia non sia uscita nell'immediatezza. Nuovo record per la nostra emittente, Antena 3 anche a ottobre resta la prima TV regionale d'Italia secondo i dati certificati Auditel, Media Nord-Est, il primo network a livello nazionale. Integralista islamico fermato ed espulso dall'Italia, un 25enne marocchino che viveva a Montebelluna. Il provvedimento firmato dal ministro Piantedosi era pronto ad azioni offensive. Il 25 aprile 2024 sarà il primo giorno in cui per entrare a Venezia i turisti giornalieri dovranno versare il contributo d'accesso. I veneti non pagheranno ma dovranno comunque prenotarsi. Domani sera al via la stagione lirica del Teatro La Fenice con i racconti di Hoffmann, di Offenbach. Ospite d'onore il capo dello Stato Mattarella che in mattinata sarà in piazza San Marco. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antena 3 che si apre con la notizia che proprio il 25 novembre è giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sarà il giorno del rientro in Italia di Filippo Turetta che sbarcherà a Venezia su un volo militare poco dopo mezzogiorno. La consegna alle autorità italiane, l'imbarco su un velivolo dell'aeronautica militare che arriverà a Francoforte in Germania alle 10 per fare scalo al Marco Polo di Venezia verso le 12:30. Tornerà in Italia sabato 25 novembre Filippo Turetta nella giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle donne. A darne notizia Giovanni Caruso, ordinario di diritto penale all'Università di Padova che affiancherà Emanuele Compagno nel collegio di difesa. È stato lo stesso Filippo Turetta, accettando la procedura di estradizione semplificata, a permettere l'accelerazione dei tempi su pressione del governo italiano che in queste ore ha ringraziato le autorità tedesche. In questo viaggio Filippo Turetta, attualmente in isolamento e sorvegliato nel carcere tedesco di Halle, sarà scortato dagli uomini del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia che a Venezia lo porteranno negli uffici della Polizia di Frontiera dove gli verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Da cui sarà trasferito in carcere per l'interrogatorio di garanzia del GIP di Venezia. Nel frattempo emergono nuovi dettagli sulla tragica giornata di sabato 11 novembre, tra cui l'ipotesi di un sopralluogo da parte di Filippo nelle vicinanze del luogo della seconda aggressione a Giulia a Fossò, con la rilevazione della Fiat Grande Punto Nera da parte delle telecamere alle 17:11, prima quindi di presentarsi a casa Cecchettin, così compare nell'ordinanza del GIP. Un primo punto di partenza il rientro in Italia di Filippo Turetta, che agli agenti della polizia stradale tedesca, al momento dell'arresto, ha detto in inglese: «Ho ucciso la mia ragazza». Tra una settimana esatta, venerdì 1 dicembre, sarà eseguita sul corpo di Giulia Cecchettin l'autopsia. Dopo l'esame sarà fissata la data dell'ultimo saluto alla studentessa, che si terrà nella Basilica di Santa Giustina, affacciata sul Prato della Valle a Padova. Troppo piccola la chiesa di San Martino a Saonara per contenere il fiume d'affetto che da giorni continua a stringersi attorno alla famiglia. A Saonara potrebbe tenersi un momento privato, intimo. Poi Giulia riposerà accanto alla mamma Monica, mancata un anno fa, nel cimitero di Saonara. Così le immagina Papagino, che in queste ore sui social ha pubblicato questa foto. A Monica e Giulia ha messo le ali, sono i suoi amori. È un'immagine speciale questa, l'ultima che Giulia stessa ha postato prima di essere uccisa. La foto è stata ritoccata in modo da apparire sfumata. Sullo sfondo una scalinata con 2 scritte sulla sommità, non una di meno, e il fiocco rosso della lotta ai femminicidi. E ora veniamo alla telefonata al 112 del super testimone la sera dell'assassinio di Giulia, che verrà acquisita dalla Procura di Venezia per capire il motivo per il quale la pattuglia non è uscita nell'immediatezza. Verrà acquisita dalla Procura di Venezia la registrazione della telefonata al 112 con cui il super testimone nella sera di sabato 11 novembre segnalava tra le 23:15 e le 23:18 l'aggressione in atto in via Aldo Moro a Vigonovo, denunciando come una voce femminile urlasse «Così mi fai male», chiedendo ripetutamente aiuto.
Segnalazione risultata vana, visto che non ci fu alcun intervento degli investigatori dopo questa chiamata, cioè nessuna pattuglia raggiunse il luogo del violento e tragico alterco. Vero è che se da una parte il super testimone non fu in grado di fornire il numero di targa, né di descrivere il tipo di auto né il modello, indicando solo il colore scuro della vettura, altrettanto vero è che l'assassino, dopo la prima aggressione inferta a Giulia, abbia girovagato tra Vigonovo e Fossò per ben mezz'ora, senza essere intercettato da nessuna pattuglia, perché nessuna pattuglia lo stava cercando. Quindi resta questo gap, questa mezz'ora in cui non si sa che cosa sia accaduto. Giulia, certo è dalle carte della procura, dopo la prima aggressione fosse ancora viva e poi, come purtroppo sappiamo bene, sempre dalle carte della procura, la morte sia sopraggiunta soltanto in seguito, una mezz'ora più tardi o 21 minuti più tardi, con i colpi letali infertele dal killer Turetta. Il sopralluogo degli inquirenti ci fu, ma soltanto il giorno dopo, domenica, e dopo le 13:30, ovvero l'orario in cui Gino Cecchettin, il padre di Giulia, presentò denuncia di scomparsa alla tenenza di Vigonovo. Allora e solo allora si procedette alla ricerca della ragazza per allontanamento volontario. La voce dunque di Giulia Cecchettin in un audio mandato alle amiche, nelle sue parole la consapevolezza del ricatto emotivo a cui Turetta la stava sottoponendo. Mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti, che adesso è iniziata l'Uni, a lui non frega di iniziare nessun corso, che passerà le sue giornate a casa, forse a studiare, tutte cose così. La voce di Giulia Cecchettin in un messaggio inviato ad un'amica 39 giorni prima della sua morte, lo sfogo di una ragazza di 22 anni consapevole del fatto che sta vivendo una situazione difficile. L'audio è stato diffuso dalla trasmissione Chi l'ha visto. Nei secondi in cui Giulia parla si comprende la sua volontà di troncare in modo netto con Filippo Turetta, ma allo stesso tempo anche la sua grande gentilezza e sensibilità. La ragazza capisce che l'ex fidanzato la ricatta emotivamente. Non me le viene a dire per forza, secondo me, come ricatto, però suonano molto come ricatto, e allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo, e quindi questa cosa, con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa. E non so come sparire, nel senso vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo, nel senso non credo che lo farebbe, perché mi sembra che mi dica queste cose più per costringermi a stargli sempre appiccicato, piuttosto che a tipo dirmi che effettivamente potrebbe farle, però il rischio c'è nella mia testa soprattutto, e il fatto che potrebbe essere colpa mia mi uccide come cosa e non so come comportarmi. E parla la relatrice di Giulia Cecchettin, la professoressa Silvia Todros. Mi ha inviato la mail in cui mi mandava la versione della tesi completata, quindi aveva portato a termine tutte le revisioni che io le avevo chiesto, e quindi con questo messaggio di fatto mi consegnava l'ultima versione della tesi perché era pronta per laurearsi. Poi io le ho risposto lunedì mattina appena sono arrivata. Quando ho visto il messaggio le ho detto subito che la tesi andava bene e che poteva essere caricata sul sito di Ateneo per l'approvazione formale.
e naturalmente però a questo messaggio poi non è seguito più non è più seguita nessuna risposta. Giulia purtroppo non ha mai saputo che la sua tesi era perfetta. Il messaggio mandato lunedì mattina dalla professoressa Todros non le è mai arrivato. Era già morta, uccisa da Filippo Turetta e lasciata in un canalone di Piancavallo vicino al lago di Barcis. Le mando l'ultima versione della tesi con tutte le correzioni che mi aveva chiesto. Attendo il suo via libera per caricarla, aveva scritto Giulia, la relatrice, sabato, un'ora prima di salire in macchina per quel maledetto ultimo appuntamento con il suo assassino. Giovedì 16 novembre la professoressa, come tutti i docenti della facoltà di ingegneria, ha aspettato e sperato che Giulia varcasse la porta del dipartimento per la discussione della tesi, anche se non era stata caricata sul sistema online dell'università. Giulia era una brava studentessa, ricordo che ho di lei è soprattutto legato alla sua presenza a lezione, quindi l'impressione che mi aveva dato era un'ottima impressione di una brava studentessa che aveva anche un ottimo rendimento e anche nel lavoro di tesi si era sicuramente impegnata e aveva fatto un buon elaborato di tesi, quindi io le avrei dato una valutazione ottima del lavoro di tesi. Giulia si sarebbe laureata con un buon voto, studentessa precisa e volenterosa. Penso che sia un atto dovuto conferire la laurea a Giulia, perché comunque Giulia aveva già sostenuto tutti gli esami, aveva di fatto ultimato la tesi, quindi manca semplicemente un conferimento formale, ma è sicuramente una laurea che lei si è meritata pienamente, non è neanche una laurea postuma, è di fatto la sua laurea che si era già guadagnata completando tutto il suo percorso di studi. Domani nel Dipartimento di Ingegneria DEI di Via Gradenigo verrà installata una panchina rossa in sua memoria. E resterà lì per sempre, non è una panchina che viene messa lì temporaneamente, perché vogliamo dare un messaggio tutti i giorni dell'anno, per tutti gli anni a venire, che c'è stata una cosa drammatica e terribile che è successo e per cominciare noi a capire cosa possiamo e dobbiamo fare, ognuno di noi, dallo studente al docente, per evitare che questo si ripeta. Parliamo ora della nostra emittente che anche a ottobre rimane la prima TV regionale d'Italia secondo i dati certificati Auditel, con Media Nord-Est il primo network a livello nazionale. Primi di nuovo sul gradino più alto del podio dell'informazione locale e regionale in Italia. I dati certificati Auditel confermano un altro mese da record, quello di ottobre 2023. Antenna 3 resta saldamente la prima emittente televisiva locale del paese, Media Nord-Est il primo network regionale con oltre 1 milione di contatti complessivi nelle 24 ore ogni giorno. I grandi fatti di cronaca in diretta, l'urgenza del racconto e gli approfondimenti, dalla strage del bus di Mestre con il suo carico di sconcerto e dolore che ha fatto il giro del mondo, alle commemorazioni per il 60° del Vajont e ancora il maltempo, un mese, quello di ottobre, che vi abbiamo raccontato minuto per minuto. Antenna 3 e il gruppo Media Nord-Est continuano a essere il principale presidio di informazione del Nord-Est e quello certificato dai dati Auditel è un legame profondissimo, davvero unico nel panorama televisivo nazionale. Ecco i numeri nel dettaglio. Antenna 3 totalizza 483.097 contatti giornalieri, 8.728 l'ascolto medio, lasciandosi alle spalle emittenti regionali storiche come Telenorba 8.660, la Sarda Videolina 8.307, Tele Lombardia 6.939, la Campana Canale 21 6.266, Antenna Sicilia 2.736. Il numero tocca le 20.000 unità se si guarda l'intero gruppo Media Nord-Est, che in Veneto oltre ad Antenna 3 comprende Rete Veneta e Tele Nord-Est. Per la precisione gli ascoltatori medi sono 19.097 che diventano circa 60.000 nella fascia serale dei TG, entrando in concorrenza diretta con le televisioni nazionali Rai e Mediaset. Guardando le 24 ore in termini assoluti sono quindi ben oltre 1 milione i contatti quotidiani, un vero record, l'ennesimo atto di fiducia nei confronti delle nostre redazioni, da San Biagio di Callalta, Bassano, passando per Venezia, Padova, Vicenza, Belluno, un legame non scontato che vogliamo rinsaldare giorno dopo giorno con onestà, professionalità, libertà e rispetto, soprattutto nei confronti di voi, telespettatrici e telespettatori, ed è a voi ancora una volta che va il nostro grazie. Adesso ci fermiamo per qualche istante, a tra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio andiamo alla cronaca con un integralista islamico fermato ed espulso dall'Italia. Era un cittadino marocchino che viveva a Montebelluna nella Marca.
Lo hanno rintracciato a Montebelluna dove viveva. Un cittadino marocchino attenzionato dalla polizia è stato espulso. Gli uomini della Digos lo hanno fermato ed allontanato dall'Italia per motivi di sicurezza. Il provvedimento è stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'uomo era controllato dalle forze dell'ordine per le sue posizioni religiose integraliste e oltranziste ed aveva mostrato atteggiamenti di intolleranza nei confronti di simboli cristiani, oltre al proposito di voler commettere azioni offensive. Ad annunciarlo lo stesso ministro, che ha sottolineato la preoccupazione che stava destando questa persona tra i frequentatori della moschea di Montebelluna, gestita dall'associazione Attavasol. Sconcerto nelle parole del sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. È una notizia preoccupante, motivo in più per ovviamente fare in modo che anche la polizia locale, nell'alveo dei propri strumenti amministrativi e di polizia, possa fare ulteriori accertamenti che già fa regolarmente, anche di concerto con l'Arma dei Carabinieri. Il cittadino marocchino era arrivato in Italia nel 2020 ed era residente attualmente a Montebelluna. Da tempo era attenzionato dalla polizia di prevenzione. Poi le sue esternazioni hanno convinto il ministro a firmare il decreto. Una faccenda inquietante, per cui mi sento di ringraziare il ministro Ladigos e la Polizia di Stato per essere intervenute. Ricordo che Montebelluna è una città che accoglie. Poche settimane fa abbiamo avuto un incontro sul dialogo islamo-cristiano, un momento in cui è stato addirittura piantato un albero in segno di fratellanza da una persona di religione musulmana e una persona di religione cristiana. Di sicuro non siamo tolleranti con gli intolleranti. Un lavoro certosino da parte degli investigatori che monitorano ogni possibile rischio per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. A Venezia adesso, perché il 25 aprile dell'anno prossimo sarà il primo giorno in cui per entrare in città bisognerà versare il contributo d'accesso. Nel 2024, per 29 giorni, il contributo d'accesso per visitare Venezia entrerà in vigore a titolo sperimentale dalle 8:30 di mattina alle 4 di pomeriggio, continuativamente dal 25 aprile al 5 maggio, quindi durante tutti i fine settimana seguenti fino a metà luglio, con l'esclusione del primo weekend di giugno. Il contributo d'accesso è richiesto solo per Venezia città, ne sono escluse tutte le altre isole, da Lido a Murano e Burano. L'appello che faccio a tutti è quello di comprendere che l'atteggiamento è umile. È una sperimentazione, è la prima volta che si fa al mondo una cosa del genere, perché è chiaro che faremo errori, però non c'è un atteggiamento trionfante o che abbiamo molta paura anche, però non è mai stato fatto. Per i residenti del comune di Venezia non cambierà niente. Per tutti gli altri, invece, dal 16 gennaio 2024 sarà attivata una piattaforma internet attraverso la quale ottenere il documento in caso di controlli. L'importo unico richiesto ai visitatori giornalieri è di 5 euro. I residenti in Veneto sono esclusi dal pagamento, ma non dalla prenotazione della visita, che in quei 29 giorni sarà obbligatoria. Cosa accade se non si paga il contributo d'accesso e si viene scoperti? Beh, si paga intanto il contributo d'accesso nella misura massima nei 10 euro e in più si paga una sanzione da 50 a 300 euro. Lavoratori e studenti pendolari residenti fuori comune non pagheranno il contributo d'accesso, ma in quei giorni dovranno avere un documento ottenibile dallo stesso sito internet. Verifiche saranno eseguite da personale autorizzato nei principali punti d'accesso alla città: Piazzale Roma e la stazione ferroviaria, Fondamente 9, Riva Sette Martiri e degli Schiavoni, ma anche da San Giuliano, Fusina e dall'aeroporto, da Punta Sabbioni e da Chioggia. Il numero chiuso non è previsto dalla normativa. Il Comune può però introdurre delle soglie eventualmente in cui sopra un certo numero il contributo possa essere anche più alto di quello dei 5 euro della sperimentazione. Ecco, il numero chiuso in quanto tale oggi la norma non ce lo consente. E domani il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Venezia per assistere dal palco reale alla prima che inaugurerà la stagione lirica 2023-2024 del Gran Teatro La Fenice. Il Capo dello Stato è atteso alle 12:30 in piazza San Marco. Alle 18 sarà La Fenice per la rappresentazione dei racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach con il nuovo allestimento del regista veneziano Micheletto. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo, a seguire come sempre l'edizione di Venezia. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.
Bentrovati al meteo. Un fronte di aria fredda, questa volta di origine artica, irrompe sull'Italia. Bel tempo sul nostro territorio, ma farà più freddo. Il dettaglio di venerdì 24 novembre. Sul Veneto avremo alcune nebbie in pianura la mattina e poi nuovamente la sera. In giornata ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Le temperature, come detto, saranno in generale calo, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece comprese tra 8 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Al mattino qualche possibile locale gelata in pianura e nebbie sulla fascia lagunare. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché simile, avremo un'alternanza tra sole e locali annuvolamenti. Temperature minime intorno a 1-1 grado, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.